parlare, o cuore non sente ragione, e una femmina non ti perdona mai, perché si sente ferita, tradita, umiliata così. Non mi saputo capire, ma non ci ho provato nemmeno a me leggere l'inti pensieri una volta, e lasciate stimare vinta corso bene, che forza non si vende per me. Circa ma scuse, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scuse, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, ma la si mi ha tenuto paziente, e prima roba da passi, allora portami a casa stasera. Non ci stanno problemi, però pensaci buono prima che tu perda me. Circa ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scusa, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, ma la circa ma scusa, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, ma la circa ma scusa. È sabato che tutti aspettavamo, anche perché Facebook si è rivoluzionato proprio per la notizia che c'è stata, insomma, che arriverà questo grande ospite. Io lo definisco lo tsunami, perché è un uomo di grandi risorse, è un grande personaggio di grande spessore. Io adesso vorrei andare per i primi saluti, nel frattempo che aspettiamo questo grande ospite che arriverà a momenti. Allora, un salutone per Anna Esposito, per Anna Ventura, Francesco Bentilozzi, Carmela, Anna Ressole e Machiulella. E poi vorrei salutare i titolari del ristorante del Bosco, la carissima titolare Silvana. Un salutone per Mario Guida e Lidia De Maio, Palmentieri, Anna Valente, Nenzi, Gennaro Aletta, Gaetano Di Domenico, Ernesto Guida, Adele da Ischia con tutta la famiglia, il gruppo Oscar per tutti i componenti di questo gruppo, per Anna Esposito, Anna Ventura, già l'abbiamo detto, Francesco Bettirozzi. E un salutone carissimo e un abbraccio per la mia amica Lisa Fusco, la subrettina con la sua mamma Carmela. Allora, andiamo con la prossima canzone perché sta per arrivare questo grande personaggio, Gli Amanti.
Se la gente mi condanna, non mi importa. Io sono quella che va sempre torta. Io sono quella che sconcia con la famiglia. Ma che non sa, non può mai capire. St'amore nostro porterà all'inferno, mo paradiso me l'ha dato in terra. Ci nascondiamo rinta una paura, e sta paura fa che innamorare. Gli amanti sai che so quello che si passa in tuo sogno, che t'accarezzano se ne hai bisogno, e danno vita senza mai cercare. Gli amanti sai che son che va vita sempre fidanzati, non vanno portare per un coppo di vita, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capito proprio niente. Voglio sapere stamando sai io, assaggia già che c'è sta la mogliere. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Gli amanti sai chi son che va vita sempre fidanzati, non vanno portare fede un coppo ride, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capite proprio niente. Voglio sapere stamando sai son chi, e mo cancellati a chi te mogliere. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. L'arte. Strano e bellissimo mondo, quello dell'arte. Ero poco più di una bambina quando mi affacciai a questo mondo. Il mio fu un battesimo speciale, sì, perché mi fu dato da chi già allora era una leggenda, una pagina, una storia, da te. E da allora sono passati gli anni. Ho camminato lungo questa strada dove tu mi hai fatto muovere i primi passi. Da te non ho imparato solo il mestiere, tu che hai dedicato la tua vita all'arte, come solo un grande, un figlio che li mostra sacra, che non ci stanno più, poteva fare. Mi hai mostrato cosa significa fare dell'arte, la propria vita. Quanta amarezza, quanti ostacoli, ma quanta soddisfazione e quanti applausi, quanta lacrima di dolore, ma anche di gioia. Ed oggi sono di nuovo di fronte a te, aspettando la consacrazione in questo strano e bellissimo mondo,
dall'ultimo vero grande artista, da te, che sei più di un artista. Tu sia a storia sta città, si Lourdes Marie Grande. Divina, mi chiamavano divina, femmine e uomini faceva innamorare. Divina, che sono passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Stata brava, t'arrubbo mestiere, perciò si addimandava una grande artista. Era una piccerella, coppano palcoscenico, sai gli stanno insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, si Lourdes Marie Grande che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nasce da così, sia storia e sta città. Divina, per me tu resti sempre. E era la prima volta che la paretta innanzi a me. Divina, e su passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Si stata brava, t'arrubbo mestiere, perciò si addimandava una grande artista. Era una piccerella, coppano palcoscenico, sai gli stanno insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, si Lourdes Marie Grande, che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nasce da così, sia storia e sta città. Sapessi quanta volta pensavo di tenere gli amici e mi fidavo in loro. Ma erano nemici. Sapessi quanta volta in mezzo a una folle gente io mi sentivo solo e come una creatura non sapeva che era fare. E voi avrei buttata tutta all'aria. Però poi, ma perché la calla lui è centella? Ah, lo sacci, è capitata pure a te.
Eh sì, siamo giunti al momento. Mi dicono che è arrivato il nostro ospite. Io credo che non sia il caso di usare tanti aggettivi per poterlo presentare, perché lui dice tutto, ha una grande personalità, è un personaggio di grande spessore, per cui credo che basti dire è arrivato Lourdes Marie-Grande. Signori, Pino Mauro! Io ti chiedo perché mi hai portato la luce? Perché? Mi hai portato questa luce. Prima di salutare il pubblico che ci segue, ti ho portato la luce della dignità, la dignità artistica. Grazie. Grazie. Io stasera per te ho preparato una poltrona ben diversa, un trono, perché l'ultimo dei grandi merita di sedere sul trono. Cara Cinzia, gli esami non finiscono mai, il trono possono essere delle sedie di passaggio, ma gli esami non finiscono mai. Vabbè, stasera per me da sitto un po' troppo. Vogliamo accomodarci? Io non ti passerò mai davanti. Passo io allora, posso? Vai. Ti chiedo sempre il permesso, posso? Siccome puoi sono stata tutto. una tua allieva, posso? Artisticamente come donna meriti tutto. Grazie. Posso fare spiritoso? Mi fate passare innanzi perché non ti comigliavo. I veri cavalieri fanno sedere prima le donne. Grazie. Caro Pino, buonasera. Questa è una trasmissione Mi permetti, dove... scusami che Certo. ti interrompo, mi permette di salutare a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. E ne sono tanti. Sono quasi certo. Beh, comunque, un bacio a tutti voi che ci seguite, anche se il sabato qualcuno va fuori, ma non credo. Per tutti quelli che sanno, stanno lì. Poi abbiamo la replica noi, durante la settimana. Si replica tutto. Io vorrei salutare insieme a te i titolari di questa emittente, che sono Don Vittorio, la signora Anna, Lian e la nostra Tania. Mi associo anch'io, sono persone veramente squisite. Belle persone. Un ragazzo, Don Vittorio, la signora, la fidanzata di Lian, e Sì. Lian, che è un ragazzo molto, molto educato e molto, È vero. è molto ed è un grande professionista. Sì, è vero.
Allora, caro Pino, questa è una trasmissione dove tu ti racconterai, lancerai quello che vuoi, quello che vuoi, quello che preferisci dire, anche perché noi daremo modo poi, dall'altra parte, a chi ascolta e qualcosa non gli sta bene può anche replicare a sua volta, giusto? Puoi dire quello che vuoi, tu ti racconterai al pubblico. Ma come c'è poco da raccontarmi, la gente sa quasi, Vabbè, sì. quasi tutto, artisticamente come uomo. Ci stanno un sacco di domande che devo farti perché ci stanno i ragazzini che magari non sanno tanto. Beh, questo è vero, Questo- è vero. Questa è una cosa perché bruttissima. Questo è vero, ma è una constatazione vera, Sì. perché oggi c'è poco, praticamente una volta andavamo più a cercare di studiare una persona, è come fare musica, è come fare studio di canto, è come imparare certe cose. Oggi secondo me è un po' superficiale. Sì, non sono acculturati. Si parla di una persona tanto per parlare, Bravo. mentre prima di parlare delle persone uno deve essere documentato e se ha il coraggio anche di dirlo in faccia. È la cosa più grande che esiste, parlare a viso aperto. E certe volte parlare a viso aperto quando non c'è l'altra faccia che ti risponde perché non c'è dignità, ecco perché ti ho portato la lampada. Ti ringrazio. La lampada è merito questa dignità. È una certa luce che tutti dovrebbero avere. Io la merito. E quindi io, allora, non potendo affrontare quando la gente si nasconde, che faccio io? Esco, è come una bomba, è come 1 chilo di dinamita, 2 chili, 3 chili, 10 chili di dinamite che esplodono e quindi esca da tutte le porte. Allora ti faccio 2 domande. Chi tace acconsente? Dicevo mamma mia. Ah beh sì, questo è un detto antico che Non falliscono mai i detti non antichi. falliscono. E poi io la merito questa luce perché tu mi hai portato la luce per la dignità. Tu la meriti non solo, guarda, tutte le persone discusse sono importanti, perché se non sei discusso non sei nessuno. Allora, vediamo dalla regia che cosa mi dicono, anche perché... E me la dai? Allora, andiamo con la prima domanda. Ti chiedo... Ma mi mette sotto interrogatorio stasera. sì, un po' sì. Come in coppa a questura. Allora io devo dire una cosa, perché la signora Cinzia io l'ho conosciuta da bambina, lei con suo fratello. Era una piccerella proprio che me la portò e veniva accompagnata da sua madre e da suo papà. E per poterla avere nel mio spettacolo, era uno spettacolo bellissimo, tratta dalla canzone Pei Figlio, uno spettacolo scritto da Gaetano Di Maio e con degli artisti strepitosi. Quindi a me piaceva scritturare gente e piace ancora scritturare grandi professionisti. Infatti lì abbiamo una foto che parla del teatro e tu stai Bene. parlando del teatro. E praticamente io scritturai, vidi questi, mi servivano 2 figli, dovevano interpretare la parte di due miei figli, dove c'era questa sposa mia che mi tormentava, dopo che io avevo dato tutto in questa famiglia, però ero tormentato maltrattato, insomma. Molte volte oggi si dice che c'è la violenza verso le donne, però ci sono molti casi che ci sono anche gli uomini che subiscono delle violenze. Sì. E quindi mi portano, quando l'ho vista recitare... Avevo appena 7 anni 7 anni. Cioè, senti che e sei... mio fratello 8 ne aveva. Mario, Sì. E quindi, cioè, io sento, ma questi sono...
che vi dico, insomma, si arraputava quando scevano, quando c'era questo, specialmente lei poi inventava, andava a soggetto, già era un artista consumato. E così, quando io dico che artista si nasce, come dice il vecchio nonno Antonio, insomma, io lo nacqui. E quindi è così, artista si nasce, e lei è nata. Grazie Pino, grazie per questa tua testimonianza, grazie. Non mi devi ringraziare perché è quella, Ti ringrazio. se no esce fuori obbligo. Allora, vediamo con la prima domanda. Sei sposato? Facendo il primo hai una volta. Sì, sono sposato, sono divorziato ed ho un'altra compagna da 40 anni. Hai figli? 4 con la prima e 2 con la seconda. Bene. E sei nonno? Sono anche nonno, Bene. parecchie, già di 4, no, di 3. Come nasce artisticamente Pino Mauro? Nasce la colpa, andava pensione rosa. Mia madre mi partorì dopo, la sera si mangiava, la sera prima, un ruo di baccalà proprio, fatta capo un marolo. Papà faceva, Rosa, tu sai, faceva, tu non ti senti male dopo, non ti preoccupare, ma Giovanni. A notte nascetti il 15 dicembre. Perciò ti piace cucinare? E prende praticamente a 7 già 7 cantando. Stava a mano prima, non ci stava dell'ospedale. No, dove si partoriva nelle case, sì. Donna Gelemma si chiama, donna di Villaricca, no? Mi tirò e io già cantai la prima canzone. Insomma. Quanti chili eri? Di un bello 3,5 kg, 4 kg. Abbondanti. Io ero 1,8 kg. Vabbè, a confronto la donna è sempre un po' più minuta, no? Insomma. Allora, che bimbo sei stato? Sono stato un bimbo, un maglioncello un po' che tra dopoguerra. Con la guerra a Villaricca c'erano ancora i tedeschi, arrivarono gli americani e quindi papà aveva la sartoria in piazza, sono il terzo dei 3 fratelli e praticamente c'era da fare. I ragazzi di una volta si dovevano costruire avendo già un'educazione familiare, perché senza offesa i miei genitori mi hanno tirato su con una certa, già allora, con la guerra che aveva fatto tanti danni, e quindi crescere, da dare una certa educazione ai figli era già una fatica, insomma. Però io ero troppo sciatato e quindi incominciai troppo presto ad essere uomo. Positivo è stato per te? Sì. Ma ci sono, nella vita ci sono dei momenti positivi e momenti anche negativi, cioè sono stato un ragazzo che ho conosciuto subito tutto, o quasi tutto, perché con la scuola era un po' non come oggi. Stavamo nelle classi dove c'erano maschi e femmine e avevo un professore che ce l'aveva sempre, cioè praticamente tutto quello che accadeva nella scuola, si chiamava Camerlingo, e tutto quello che accadeva in questa scuola c'erano i miei maschi e femmine e facevano dei guai questi miei amici, no? E il professore diceva: Maurizio, mi dico, andava lì e diceva: non la vuoi smettere davanti a tutti? Ma io, poverino, non sapevo niente. Apri la mano con la riga, mettiti nell'angolo lì con i ginocchi sopra il granturco o i bricille, no? E quindi ti mettevi in castigo 2 giorni, 2, 3, 4, 5.
io ero in terza elementare, pigliai una tombarina così e gli ho fatto una piccola puntura per dire è tagiritta che mi fai male da mesi, insomma, non la puoi smettere, non sono io, e così non andai più a scuola. Vabbè, lui aveva individuato già questa tua grande personalità. Sì, infatti. Poi Ti faccio un'altra domanda. Si dice di te che fossi un vero e proprio Don Giovanni. Quante donne hai conquistato? Ma io ti posso dire proprio, posso essere sincero. Certo. Cioè, io ho tutte le donne che poi è scritta anche nel mio libro attuale. La sfida. Non è che io cercavo, cioè essendo già un bambino prodigio così entrai molto facile, molto presto nel mondo della musica e quindi praticamente ci guardavamo e subito si andava al totale. E quindi parecchio, direi. Diverse donne, belle donne. Però io ho amate tutte. Sì? Sì, amate, nel senso, poi ci sta l'amore particolare. Certo, vabbè, ognuno di loro ha provato un amore. Un sentimento. Tante sfumature di amori, sì, giusto? Le 50 sfumature come del film, insomma. Senti Pino, il pubblico in attesa devono sentire cantare. Io credo che tu dovresti cantare già la prima canzone. Già. Sì, subito. Ma vede Cinzia, a me mi piace più... Parlai, io parlavo 2 ore, ma... Io... Però ti vogliono ascoltare. Sì, lo so, diversamente da altri cantanti, no? Cioè io mi piace, il pubblico meno ci dai le canzoni, però che canzone troppo belle, sono stato anche fortunato ad avere... Bravo, fortunato, vabbè, ma sei stato bravo nella scelta delle canzoni, perché tu hai saputo scegliere. Ti trovi? Certo, cioè, mi sono contornato da professionisti anche. Sì. Cioè. E io questa canzone è la prima che la voglio dedicare proprio a tutte le donne. Sì. Oppure no, anche agli uomini che sono innamorati, perché questa canzone ha 40 anni e più, e è più forte di prima, solo perché parla di un sentimento sano, di quest'uomo che osanna, dice a questa donna: tu sei una freva che nessuno possa. Che bella! Si offuoca che nessuno può studiare. Ma perché mi fai dannare? Vai. Dimma come ci fa per non ti perdere, dammi un cuore tu per te pregare, non dire che hai muore d'amore, si me lascia non posso campare. Tu
a prima che nessuno possa amare. Tu sei un fuoco che nessuno può dare. Ma perché mi fai dannare? Che tu soffri come a me, ora sei l'unica ragione che sta qua, ci sarà, lo sai già. Come tenuta forza e mi fa piangere, trovo il mio coraggio e mi sale a fare che sta bocca è soltanto da me, poi nessuno di mano sarà. Come a me, ora sei l'unica ragione che sta qua, c'è starà, oh saccia già. Che grande successo. Che anno? E questi sono gli anni al disco per l'estate, 75. Mamma mia. E ancora oggi si canta? Oggi l'hanno incisa tutta perché la cantano tutti alcuni miei nostri colleghi, autorevoli e no, però è cantata da tutti. È vero. Mi auguro che, perché le canzoni vanno, quando vengono cantate da tutti e ricoverate, non nel senso no, ospedale, no. Ricover, insomma. Lian da lì ancora ricover, perché cover vengono coverizzate, beh, però nonostante la terza elementare mi sono imparato un sacco di cose. Tieni la scuola della strada. Io ti faccio un'altra domanda. Il lavoro teatrale che porti nel tuo cuore qual è? Non posso dirlo che sono... ho fatto dei veri capolavori, perché c'erano delle persone che scrivevano. Mi ricorda, ma lo stesso Giovanni Fiorenza, no? Che scriveva dalla mattina alla sera nel Teatro 2000, ma Gaetano Di Maio mi è rimasto nel cuore, poi c'è stato lo stesso Vincenzo De Crescenzo, ma non ce n'è, no, io non posso dire che un lavoro di più, però per i figli, per me è stato per i figli e alla lavatrice e tendi da cucina, una canzone, poi la canzone è di Salvatore Palomba, l'autore di Carmela, e Edoardo Alfieri.
Noi nel frattempo salutiamo Ernesto Guida, Gaetano Di Domenico e Gennaro Aletta. No, Che stanno lì a guardarti. Gennaro, io quando vedo Gennaro è bellissimo, il mio macchinista è stato un mio ex macchinista che io arrivavo in teatro a Milano, al Teatro Smeralda, al Nuovo, cioè, e li trovavo prima che io andavo prima a guardarmi le luci, perché andavo molto presto in teatro, salivo sulla scala ma aggiustavo il riflettore e loro con l'orchestra si mettevano a cantare le mie canzoni, lui, Ciro Capano e tutte, e quindi praticamente facevano Che bello. la sfida a chi cantava meglio, Cantava insomma, questa è una cosa molto bella. A proposito della sfida, poi dopo parleremo della sfida, del libro. Adesso ti faccio un'altra domanda. C'è qualcosa artisticamente che avresti voluto fare e non hai fatto? Certamente, ci sono tante cose che avrei voluto fare, ma se la regia mi abbassa un po' il sottofondo, grazie. Non è che ci sono molte cose che avrei dovuto fare, ma sono stato bloccato non per forza mia, sono stato bloccato per varie ragioni. Avrei voluto fare, che so, quello che dovevo e che mi avevano chiesto di fare, l'opera buffa di Giovedì Santo di Roberto De Simone, e tantissime cose che erano pronte per farle, però nel nostro mondo ci sono situazioni in cui c'è tanta malvagità, devi lottare molto, specialmente quando hai successo subito. Poiché io sono uno che ho avuto successo subito, nel 1956, quando ho lanciato la prima Amore Amaro con la Vis Radio, cioè dove si cantava per strada, quando le canzoni si cantano sulla strada, sul marciapiede, specialmente la sera che si fischiano le canzoni. E prima esistevano le Piedigrotte, cioè le audizioni di Piedigrotte che erano festival. E quando è arrivato Amore Amaro, io ero molto giovane, cioè ho assaporato subito questa. E quando arrivi subito ti trovi addosso un sacco di nemici che se non stai attento, cioè, a me fortunatamente mi hanno ferito ma non a morte. Il leone è ferito ma non è morto. Mi hanno ferito ma non a morte, perché sono quel gladiatore che sto nell'arena e che può uscire il serpente, il boa, può uscire 10 tigre, però quella rete è quella ciungurenta, come si chiamava una volta, quella freccia, quell'arma a 3 punte, dove mi sono difeso abbastanza bene. Bene, io sono un po' come il personaggio di Lady Oscar, che era una donna, invece poi comunque era un guerriero, ma alla fine sotto questa... Ma è sempre così, non è che è capitato solo a me o ad altri, insomma, è sempre così. Io voglio dedicarti una canzone, professore, voi permettete? Io ho intravisto, ma me lo fai tu ho intravisto un ospite che... Sì, arriverà poi questo ospite, una grande sorpresa, ma già l'hai visto? Sì. E lui l'avrei. Ma io tengo lui che ci starella, diceva mamma, vai a tutta parte. Non dovevi vedere, perché doveva arrivare vogliamo dire cosa significa cistarella? Spiegalo tu. Cioè lui che ci starella, ma lui ci capirà a tutta parte, pulare da capo. Mi hai atto. Con occhio guardo pesce. Sì, dopo ci sarà una sorpresa. Un ospite per te, perché dovremo parlare di questo libro che ha riscosso un grande successo dal titolo La sfida, e parleremo di questo personaggio che ha voluto con tutte le sue forze portare a termine questo grande progetto del libro. Io professore, posso cantare?
Cioè, stiamo facendo che già i libri chi mi chiama camorrista, chi mi chiama mafioso, chi mi chiama delinquente, chi mi chiama, cioè tutti i scrittori poi sono tutti dall'82 a salire. Cioè tutto quello che è successo dal 54 all'80 nessuno lo sapeva, poi gli scrittori appena che hanno venere i libri tutto quanto dicono ci ti fa diventare mafiosi, solo perché gli autori ci portavano le canzoni a forte tinta, cioè, però non ha Rita Bovio di Giacomo Viviani eccetera ed altre canzoni come Non dà già perdere o Bene mia, che so, no, parlano ma calibro 9. Però non dice bene mia, insomma. Bravo, è vero. Allora, vediamo la regia. Io non ti dico il titolo, vediamo che cosa parte dalla regia. Prego. Stai lontana da sto cuore e a te volo co' pensieri, niente voglia e niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura di te? Oi vita mia, oi coro, e che sto coro si stato o prima amore, o prima l'urto ma sarà per me. Quando la notte non ti vega, non ti senti da sti braccia, non ti passa che sta faccia e non ti stringe forte un braccio a me. Ma scetanne ma sto suono ma fai chiagno perché oi vita mia, oi cuore e che sto cuore sei stato o prima amore o prima l'urto mi sarai per me. Scrive sempre sta contento, io non penso che a te solo, lo pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. A più belle tutte belle, non è mai più belle di te. Oi vita mia, oi cuore e che sto cuore sei stato o prima amore e o prima l'urto sarai per me. Oi vita mia, oi cuore e che sto cuore sei stato o prima amore o prima l'urto ma sarai per me. Scrive sempre sta contento e non pensa che a te solo, lo pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me.
Gli arrangiamenti sono del maestro Alberto Costa. Mi è venuto un po' di magone perché dico, ma perché artisti come te? Perché io dico che non è colpa del popolo, perché il popolo lo sa quando sei brava. È un'ingiustizia. Stop. È un'ingiustizia perché artisti come te il posto dovrebbe essere, il tuo posto dovrebbe essere altro. E questo io cercherò fino all'ultimo di sfidare chiunque, di combattere con tutti quanti affinché a Napoli si facciano delle cose, cioè praticamente devono essere, gli artisti che valgono devono essere premiati e non dobbiamo essere maltrattati da qualcosa che non ci appartiene. Maltrattate parlo nel senso artistico. Il tuo posto io credo che prima o poi arriverà. Io non ho... Arriverà perché Napoli è una città bellissima, ma è una città anche traditore. Napoli ti porta su e la stessa Napoli ti butta giù. Però poi se ne accorge quando stai per lasciarla. E io dico tutto questo deve finire questa malvagità politica, questa malvagità di gente improvvisata che sta nel nostro mondo, che non ha nessuna carta in regola, e artisti pezzottati se ne devono andare, devono fare altro mestiere. Adesso commentiamo una foto che uscirà sul nostro monitor. Vediamo un po'. Questo momento in sala di incisione quando abbiamo registrato L'ultimo dei grandi, ti ricordi? E come no? La vuoi commentare? Un bel tu? momento. Commenta tu se ti sono piaciuti gli arrangiamenti del maestro Alberto Costa. Ma secondo te io avrei accettato con il carattere che ho? Io faccio solo delle cose che mi piacciono. Sapevo che era una cosa di qualità, sapevo che c'eri tu, sono andata sicuro per fare questa cosa. È un pezzo che avrà il suo posto anche questo, prima o poi, perché ci sono molte canzoni mie che sono arrivate un po' tardi. Molto tardi. E qui però questo pezzo è praticamente tu mi hai dato uno dei pochi colleghi che hai voluto regalarmi un qualcosa che a me ha fatto molto piacere. Ha fatto molto piacere perché l'hai sentito di farlo, non c'era nessuno scopo. E se ha qualche... Perché poi facendo queste cose ti tiri dietro dei nemici. Certo. Dei nemici. Sì. Ma quei nemici che diventano Ma io nemici... sono combattiva come te. Bravo. Io quando una cosa per me è quella ed è giusta, perché io vado sempre per la cosa giusta, per la giustizia, per me era giusto che tu sei Lourdes Marigrande. Sì, però praticamente qualcuno potrebbe dire ma perché non stanno più? Vabbè, ognuno dice quello che vuole, per te non ci stanno, per gli altri ci stanno. Insomma. E allora questo è un discorso molto lungo, un discorso, sì. E quindi ho accettato di farla, una cosa molto bella e che è sentita, interpretata. È venuta fuori con l'arrangiamento di Alberto, che a proposito di Alberto Costa, che io
Alberto pure è capace di fare tantissime cose belle. Anzi, voglio dire che per tutti quelli che vogliono anche Pino Mauro, Alberto Costa è l'unico mio impresario. Bene. Senti Pino, insomma ci allacciamo alle foto e la vogliamo cantare? Vai. La cantiamo qua seduti, come preferisci? No, All'impiedi? questa è una canzone che sa da fama. Ma com'è che tu... Vabbè, hai zampe, Dimmi, no, Risci, che volevi Risci? No, tutti i qualche calletti, cazziata, tutti i calletti. volevi fare una cazziata, No. un rimprovero, fammelo. Ma che sei diventato più avido? O io che mi sono cavasciato? Prego. Divina, mi chiamavano divina, femmina e uomini faceva innamorare. Divina, e sono passata l'anno, però non mi è mancata la festa di sta città. Sei stata brava, t'arrumbo mestiere, perciò si è diventata una grande artista tu. Era una piccerella, coppano palcoscenica, sai sta insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, sei l'urda mare grande che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nascerà così, sia storia e sta città. Divina, per me tu resta sempre, e era la prima volta che la paretta innanzi a me. Divina, e su passata l'anno, però non mi è mancata la festa di sta città. Sei stata brava, t'arrumbo mestiere, perciò si è diventata una grande artista tu. Era una piccerella, coppano palcoscenica, sai sta insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, sei l'urdo mare grande che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nascerà così, sia storia e sta città. Sapessi quanta volta pensavo di tenere gli amici e mi fidavo in loro, ma erano nemici. Sapessi quanta volta in mezzo a una folle gente io mi sentivo sola e come una creatura non sapeva che era fare. E voi avrei buttata tutta all'aria. Però
Poi, ma perché a gallo lui è centero? Ah, lo sacci. È capitata pure a te. Che grande momento. Che grande momento. Se poi là che mi trasmette, capito? Mi trasmette uno a me perché... Mannaggia. Perché è tutta così, è tutta... Cioè io piango molto, cioè, nei miei spettacoli, nelle canzoni, ma cioè, questa è la musica, questa è l'artista, questa è nata. E questa è nata, è nata, è nata. Io lo dico a me che non me ne vogliono a Napoli, no? Oggi a Napoli non ce ne stanno. Hanno voglia se mi metto contro a tutto quanto, dico la verità che lei. E passa poi pazzia pure, se pazziano che canzone, pazzia. Che è una cosa. È un'altra cosa. Io ho un auricolare, per cui dalla regina mi dicono man mano che cosa accade. C'è una domanda per te. Credi, metto su sta maronna, mica l'ha già fatta a fare sta domanda. Credi nell'amicizia del nostro ambiente? Che stronzate che ha geritto. Qualche caso sporadico c'è anche, qualcosa, insomma. Ma non ti aspettare mai niente. Non ti aspettare mai niente. Ma niente di buono. Perché nessuno dice lava la faccia, la pare meglio me. Allora, mi dite voi quando arriveranno delle immagini sul monitor oppure quando possiamo commentare le foto che ci sono sul pianoforte? Mi fate sapere voi man mano quello che accade dalla regia. Che cosa? Ah, c'è una canzone tua, Grazie Napoli, in video. Per cui ce la guardiamo anche noi. Sì, la colpa era un poco perché io ho detto vabbè poi vado io a braccio così, perché queste sono le trasmissioni. Il Rai per fare un minuto di trasmissione provano 7 giorni. È vero. Hai detto una cosa bellissima. Provano 7 ore e quando fanno la trasmissione sbagliano pure. Sono felice che tu abbia detto che abbia fatto questa grande testimonianza, perché non è facile portare la notte degli Oscar in diretta. Per cui io vorrei proprio un applauso per i nostri cameraman, per tutte le persone, i grandi professionisti che si trovano in regia. Grazie. Grazie. Allora per questo video che dopo tanti anni mi ha chiamato a casa poco tempo fa la famiglia di altri musicisti campagnoli. Il papà specialmente che ha una certa età mi chiama e dice io ho scritto un testo per te. Guarda caso si riallaccia un po' anche ma con un'altra filosofia, insomma. Mi chiama e dice ho scritto questo testo. Dico, vabbè, vieni ad onorare e viene accompagnato con i figli, con Gaetano
e mi fa sentire questa canzone, subito, ma dico, ma è proprio così, è come tu, è quasi si riallaccia al tuo discorso, Sì. perché lui mi ha scritto questo pezzo che do in pasto a voi. Io ripeto, gli esami non finiscono mai, lui ha usato una parola di Napoli e l'artista, cioè siamo una sola cosa, insomma. Bello. Sì. E quindi io, dopo tanti anni, perché era legato ad un altro artista, questa famiglia, eccetera, però con tanta sincerità ho detto: no, questa canzone te l'ho già portata a te perché tu lo so, me la cantai. E adesso ve la propongo, si intitola Grazie Napoli. E noi ce la vediamo in video. Noi ce la vediamo in Ok. video, non c'è la mia immagine, c'è solo una Napoli antica. Sì. Sentiamola. Prego, prego. Sono nata una città che è bella assai, piena di ricchezza che nessuno tiene, e chi c'è stato non sa scorda mai. Non c'è un forastiere che non vede, o solo ma la musica e canzone. Ogni pizzina voluto io sono passato ricca da ma ci sono nata e senza pavamento. Io ti ringrazio Napoli perché la camerata, perché la casa stata può bene cacciamo. E grazie a gente Napoli che mi ha voluto bene, con mia la giù. Sta gente mi ha aiutato, mi ha dato polizia vita, e io sono addiventata non piensa sta città. Tutte gioie che provate, tutte suono che sono nati, io te lascio cantare. Tutte guaglie che passate, tutte torte che subite, insieme a te lascio chiagnare. Maricina per chi soffre non sta laggiù, le rose per chi sono paradisi. Napoli, io e te siamo una cosa. Sta gente mi ha aiutata, mi ha dato polizia vita, e sono addiventata non piensa sta città. Napoli, tutte gioie che provate, tutte suono che sono nate, io te lascio cantare. Tutte guaglie che passate, tutte torte che subite,
insieme a te la gigagno. Napoli, maricina perché soffre non sa perché, con le rose perché sono paradisi. Napoli, io e te siamo una cosa. Ah, che grande canzone, che bella, bellissima, complimenti, complimenti agli autori, complimenti a chi l'ha scritta. Andiamoci un bacio. Ciao Tony. Un bacio anche da parte mia. Ma io vedo che c'è un signore stasera qua. Ciao, un mio carissimo amico. Come si va? Lo vuoi presentare tu, Pino? Sì. Ce l'hai il gelato? Sì, ma Sì. sai, si sente? Sì. Ok. Fa vedere. Si sente? Tutto bene, tutto Adesso bene. va bene. Lo vuoi presentare tu, Pino? Ah no, aspetta a te, dai. E questo giovanotto Questo giovanotto, aspetta a te. è quello che ha voluto fortemente, insomma, portare a termine questo grande progetto di questo libro, La sfida. È uno scrittore giovanissimo, molto, molto giovane e che ha delle grandi qualità. Io, Riccardo, lo conobbi che mi voleva farmi un'intervista per il suo giornale, per l'editoriale che è Monitor, che si interessa dei problemi di Napoli, in difesa della nostra Napoli. È come un mondo, è come il nostro mondo, insomma. Sì. Loro lo fanno giornalisticamente per Bello. dire sta spazzatura, cercate di fare qualche cosa, ci sta il mare sporco, cercate di fare questo, c'è qualcosa che non funziona nella città. E quindi venne per farmi un'intervista su Pino Bauer e poi a braccio così è nata questa, cioè io sono un vulcano quando incomincio Tsunami. uno tsunami. Guarda. E lui disse ma a casa io dice che non voglio fare l'intervista, cioè, è stato 1 anno e mezzo dove è venuto fuori un romanzo, non un'autobiografia, è venuto ecco. fuori un romanzo di tutta la mia vita. Che bello. Ricca, vuoi commentare un po' tu? Sei il padre di questo figlio. La definizione di romanzo è abbastanza giusta. Vediamo, no. Ci siamo? Ok. È abbastanza giusta perché comunque la vita del maestro è... Ieri proprio siamo andati a presentarlo ad Acerra, dicevo questa cosa, che il sottotitolo iniziale del libro, la prima versione doveva essere Vita avventurosa del re della sceneggiata, perché proprio dall'idea di questa vita fatta comunque di continui, anche ascese e cadute, insomma di una vita sempre in movimento, e in effetti è abbastanza in fretta lui ha cominciato a raccontarmi degli Stati Uniti, di Sinatra, dell'importanza che ha avuto il ritorno della sceneggiata negli anni 70, di quello che era successo a lui negli anni 80 con un caso giudiziario da cui lui poi è uscito completamente Riccardo, parla assolto. perché cioè, tu non sai rubare i tempi della televisione, parla con noi perché tanto la telecamera ti capisca a te. E, Benissimo. diciamo è stato proprio farsi rapire da questa storia, e poi ho cercato di renderla in una maniera anche che non fosse semplicemente appunto, come diceva lui, una biografia, ma cercare di rendere proprio la forza, l'avventura di questa vita. Sei soddisfatto di questo? Hai fatto un grande lavoro. Ma la soddisfazione forse più grande è stata quando io glielo consegnai ormai quasi 2 estati fa, e rimanemmo che lui l'avrebbe letto e mi avrebbe telefonato, a parte il fatto che mi chiamò dopo 2 giorni credo da quando ti gliel'avevo disse? dato, e mi disse proprio letteralmente, io alzai il telefono, a stento mi disse buonasera Ricca, e chi sei un capolavoro. Che Quindi, bello. diciamo, È quella è bello. stata la soddisfazione più più grande grande è stata essere riuscito a rendere evidentemente quello che lui
in tanto tempo e con tanta disponibilità mi aveva raccontato. Sì. Sai, scusami, che in questa trasmissione a un certo punto poi arriveranno dei messaggi, sì, perché la gente sta dall'altra parte, noi non prendiamo dirette, però c'è insomma il pubblico che vuole salutare, che vuole commentare qualcosa, e noi prenderemo dei messaggi. Non ti dispiace, no? No, Bene. assolutamente no. Allora, Sai, che facciamo? io sono contro alle telefonate in Ah, diretta, sì, sì. perché praticamente quando c'è la telefonata in diretta No, non si si parla prendono- d'artista. si prendono Non solo parla- tempo, Non sì. si parla dell'artista, non si parla di musica, non si parla di Bravo. niente. Voglio salutare a chi, voglio salutare a È chi. vero. Non ce l'abbiamo, per gli altri lo vogliono fare, lo facciano, però Ok. a noi ci interessa di parlare di teatro, di musica. Però andiamo con qualche messaggio. Sì. Vai. Buonasera a tutti, adesso leggiamo un messaggio. Mamma mia, non posso esprimere la mia grandissima emozione estrema, una visione da farti brillare. Gli occhi, un'emozione che ha colpito il cuore e l'anima. Grazie Cinzia, grazie Pino, per le tante emozioni che ci state regalando stasera. Antonella del gruppo Oscar. Il gruppo Oscar sono all'incirca 35-40 persone in una famiglia. È una felice Una felice- Andiamo col prossimo messaggio. Grande Pino, sto apprezzando molto ciò che stai dicendo. Io sono giovane, ma apprezzo molto gli artisti di ieri. Ed io ho sempre detto, voi due siete Lourdes Maregrande. Cinzia, una grande artista. Siete unici, il gruppo Oscar. Sempre questa perché sono 40 e loro. Ma mica leggeremo poi un messaggio per ognuno di loro, non credo, passiamo a un'altra famiglia adesso. Ok, andiamo con l'altro messaggio. Maestro, sono Aniello, vi sto seguendo da casa. Finalmente stasera la TV respira. Un abbraccione anche a te, Cinzia. Grazie. Complimenti, vi voglio bene. Maestro Nello Viviani. Bello, bello. Andiamo ancora con il messaggio? La puntata di questa sera è specialissima. Poi data da te e da un grande artista di un'estrema bravura e grande professionalità, il quale è Pino Mauro. Sono 2 ore stracolme di 1000 emozioni. Chi si firma per questo messaggio? Aspetta, non è terminato Ah, ancora, no. E tu, Cinzia, inutile parlarne. La tua Inutile. entrata in trasmissione ha riempito il cuore di chi ti ama. La tua eleganza ha lasciato senza fiato. Infiniti complimenti, Antonella. Grazie, grazie Antonella. Caro Alberto, dimmi tutto allora. Noi ci fermiamo con i messaggi perché devi cantare. Ma fai sempre cantare, insomma. Devi cantare, sì. Aspetta, io voglio fare un'altra domanda all'ospite e poi dopo ti congediamo dopo. Io ti volevo Sì, domandare. scusa, Ti rienda. io non mi piace stavo fermo con le mani proprio. Dimmi. Da piccolo non mi sono stato mai fermo. che Dimmi. male. Guarda, hai visto quando ero 14 anni? Sì, ma quelle dopo le commentiamo, Ah, non mi- le vogliamo commentare adesso le foto? Ah, facciamolo adesso allora. Vai con la nostra telecamera e noi le guardiamo lì dal nostro monitor. Quanti anni avevi? Gli occhi di un gatto. Mamma mi diceva, l'occhio vattone, i vattone. Un gattone forse. Un battone, il gattone, no? Praticamente il il gattone, il gattone. gatto grande, occhivatta. E questo era 14 anni quando incisi a Moramaro con la Visserate. La Visserate era già una multinazionale. no? Certo. Poi Niente, l'altra? e c'è il prima e dopo. E poi c'è l'altra con... Vediamo l'altra. Vedi come passano Ecco. gli anni, no? Sì. Qui c'è la mia seconda moglie, l'attuale, c'è Michela, c'è Iole e c'è Giuseppe Mauriello. La famiglia già ne abbiamo parlato, è tanto per te. Allora, carissimo. Ci stanno ascoltando, no? Sì, un bacione Ciao, da parte mia.
Bacione per tutta la famiglia. Io volevo chiederti, ma quando ti sei preso questa grande responsabilità, perché è stata una grande responsabilità, perché lascia perdere che lui quando ha alzato il telefono ti ha fatto un grande complimento, ma ti potevi aspettare tutto al contrario. Per cui quando hai iniziato a scrivere, con il criterio, ci hai messo il criterio, ci hai messo il cuore, ci hai messo la volontà, ci hai messo l'esperienza, anche perché parliamo di un giovane. Che cosa è successo? Che si è scaturito dentro di te per portare a buon fine questo capolavoro? Ma da questo punto di vista, diciamo, la parte più coinvolgente, più che la scrittura, è stata quella delle interviste, perché comunque andare a casa del maestro con una frequenza si è creato un rapporto anche personale, mi fa piacere poterlo dire, che andava al di là del lavoro che si stava facendo. Quindi nel momento in cui incontri una persona che con grande disponibilità, con grande voglia, con grande entusiasmo ti apre veramente e ti racconta tutta la sua vita da quando aveva 10 anni fino a oggi, poi diciamo c'è stato soltanto un attimo in cui ho cercato di capire come scriverlo questo libro, però la fase in cui c'è stato l'entusiasmo, la passione, questa scoperta anche di questo personaggio che io conoscevo ovviamente non così bene come poi l'ho conosciuto frequentandolo, è stato quello il momento in cui veramente mi sono sentito coinvolto. Ecco, mi ha fatto piacere creare anche qualcosa che poi è rimasto al di là di quello che c'è in questo libro, che mi fa piacere poter dire che è rimasto e rimane ancora oggi. Sono felice, per cui ti arriva l'applauso. Stiamo aspettando dai nostri adesso. amici. Aspettiamo? Stiamo aspettando che ce l'hanno molti, c'è anche Garrone ha avuto questo. Stiamo aspettando che se può diventare un film, perché Bello. non è la storia, l'autobiografia come uno può dire, beh, vediamo dal 1900, no, è tutto un fatto che mentre si parla di una cosa si torna indietro, poi si arriva in America, poi si arriva quando io ero, bazzicavo nei quartieri spagnoli, camminavo per via, cioè quando ho studiato, quando scaricavo le sigarette, ci sta tutto dentro. Racconta la tua vita, tutta la tua vita. Tutto. Io devo lasciarti adesso, prima che Pino poi canti, ma ti devo fare una domanda personale. Ma quando sei stata a casa sua, io so che lui cucina bene, ma che ti ha cucinato? Questo lui lo sa, però non è capitato ancora. Ah, no? Abbiamo mangiato Perché- sempre fuori quando abbiamo mangiato insieme. Sì, Ah, perché, ecco. perché si parlava per ore e quindi si faceva tardi, ci scordavamo pure di mangiare. Insomma. Ok, e che ti si perso? Abbiamo mangiato Ma non fuori. mancherà l'occasione. Io ti lascio, ti do un Va bacione bene. e ti do l'appuntamento poi in una prossima volta, in una prossima puntata, Volentieri, perché avremo volentieri. tanto ancora da raccontare. Riccardo perché- Rosa, a proposito di scrittori, oggi abbiamo perso un altro pezzo della nostra storia degli scrittori, Umberto Eco. Resta fermo così perché adesso partirà la canzone di Pino, tu resta ancora così. È una canzone da un grande titolo che se la ricordano tutto quanto. Io vorrei dire qualcosa su questa canzone. Ah, sai già il titolo? Credo di sì, perché Posso dirlo io? non è che ognuno di noi quando esce sul palcoscenico che sta qua su, noi stiamo qui, per la gente a casa e per voi qui seduti, tremiamo, c'è il cuore che va sempre a 1000 all'ora, perché non è uno scherzo fare l'artista mette in gioco tutta la sua credibilità, è sempre, il grande artista ha sempre paura di sbagliare, di fare qualcosa di non buono, insomma. E quindi proprio gli esami non finiscono mai. Allora, su questa canzone che io è una delle più belle canzoni mie, è una storia vera. Non si riesce troppo a capire perché gli autori vanno un po' con la fantasia, insomma, però è una storia vera. E
credo che oggi sia diventato un poco come O solo mia sta canzone. Parliamo della stessa canzone, O bene mia? O bene mia. Benissimo. Ok, vai dalla regia, grazie. Treme chiagna in coppa a spalla mia, mentre racconto tutte le pene sue, e non si accorge che va gelosia, mentre si parla io trema come che, o saccia, ha già sbagliato la colpa mia. O bene mia, te leva fa sapere. O bene mia, non si poteva dire una parola. Cercava prima di tutto di fare carriera, per farti fa vita la signora. Guardava mentre cresceva in mezzo alla di giù, io me la carezzavo con pensiero e ci la guardava, ci la voleva bene. Ma io pensavo chi sa che buona donna sto giorno sa rubare. Che tengo a che vedere con queste lacrime, viste che sono penate non per me. Da 10 anni che sta vita mia, per tornare di un anno insieme a te. O saccia già sbagliata colpa mia. O bene mia, te leva fa sapere. Quando guardava mentre cresceva mi salati giuro, io me la carezzava con pensiero e ci la guardava, ci la voleva bene. Ma io pensavo che buona donna sto giorno s'è rubato, sto giorno s'è rubato, sto giorno
È una poesia, è una poesia, che bello, una poesia. Senti, io ho una domanda, altre due domande per te. Hai un sogno nel cassetto? Può essere un più tratugo, di- può essere un cassettino piccolo, dipende dalla grandezza del sogno. Più di uno. Innanzitutto vorrei, i miei sogni nel cassetto è poter, innanzitutto poter vivere un po' di tranquillità, di non fare guerra per far valere i propri diritti, la prima cosa. E poi per poter mettere su delle situazioni teatrali dove c'è tanta voglia di dare alla gente e dove ci sono degli ostacoli che non... ci sono delle barriere che non ti permettono di fare delle cose. Infatti, la prossima domanda era proprio, ma l'hai racchiusa in questa domanda qui, qualcosa che vorresti realizzare, già l'hai detto. L'ho detto, purtroppo ci sono tanti sogni nei cassetti, spettacoli teatrali, cose che per dire, ecco, Pino Mauro è anche questo, è anche quest'altro, è anche quell'altro, di poter interpretare qualcosa teatrale con chi voglio, con chi rende veramente, per far contente anche la gente che viene a teatro. Sì. Perché la gente che va a teatro oggi non è che è contenta, c'è una situazione che il popolo deve sapere. Il popolo non è informato, non è documentato su tutto quello che accade. Tu dici Si che ha una vedono cattiva sempre le stesse informazione il cose. Cioè la pubblico. televisione, Sì. la RAI ci fa capire, ci fa vedere solo quello che ci vuole far capire, Certo. solo quello che dobbiamo stare zitto, tutto quello che vuole. Sì, quando si parla di Napoli si parla della Munnezza, si parlano di tante altre No, cose. no, però no, le cose la belle Napoli, no. cioè, innanzitutto Sì. la RAI quando Sì, si parla di Napoli se la prendo quando gli serve. È giusto. Come Sanremo per esempio. Sì, sì. Non è che ha detto che a Napoli ci sono altri artisti, no, si arriva solo per gli editori. Sì. Cioè, praticamente c'è solo un grande editore a Napoli che si chiama Bideri, Sì. dove comanda lui tutto ciò. Allora la RAI non fa altro che di far sentire lo Solomia, fa sentire lo Sarracino, eccetera, eccetera. Allora tutto questo il popolo non sa, che dice, ma però perché ha messo lo Sarracino? Niente, perché sono obbligati a fare quello. Ci sono degli interessi talmente tali, perché ogni volta che si canta una canzone in televisione sono soldini, arrivano attraverso il minutaggio. E poi in Italia c'è un sistema camorristico proprio del teatrale che purtroppo non ci permettono a degli artisti come Cinzia e come tanti altri di poter entrare negli spettacoli ad abbonamenti, perché oggi non esiste più che se vuoi un teatro te lo devi fittare quando vuoi, 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 euro, mentre gli altri prendono i soldi dal ministero, pagano gli attori, cioè prendono degli attori, 10 attori che non sanno manco dicere questa lettera è per voi, e poi mettono a capo l'Ignam come primo attore e fanno i qua nei teatri di Napoli. Mentre l'arma vera sta a casa e i fotor combattono, insomma, praticamente. Hai detto quasi tutto. Io ho una grande domanda per te dopo, però adesso Non so se io penso che sono chiare, Chiarissimo, perché poi chiarissimo. io sono uno che posso fare anche dei nomi, non mi interessa questo niente. lo sappiamo, perciò ti chiamo tsunami, ti definisco come un'onda proprio quella là che arriva all'improvviso e scatena tutto. Anche Cioè, perché... se noi un esempio che vogliamo fare Filomena Marturano, io e Cinzia per esempio, no? Che facciamo? Dobbiamo Cioè, produrla, no, pagare noi il teatro, pagare mentre gli altri... nemmeno. Oppure dobbiamo fare dei sequestri di persone. Chi mi ha sequestrato le persone? Va bene, ce le portiamo nelle campagne del Casertano e buonanotte. Smorzo un po' gli animi,
Vabbè. Ok. Perché poi dopo ti faccio agitare di nuovo. No, perché no, ma devo è così, farti- perché, No. perché prima c'erano tanti impresari, uno chiamava Luigi Giattone, Sì. Federico Canni, Sì. cioè praticamente diceva vabbè fammi 10 giorni qua, 20 giorni là, oggi tutto questo, i teatri appartengono al comune. E quindi al comune se non sei di sinistra o appartieni a un certo gruppo politico non fai nulla. A regione è la stessa cosa, sono sempre per 20 anni, 30 anni cantano sempre i stessi cantanti. Poi esiste qualche trasmissione televisiva che si dovrebbe vergognare, che tutta rappresenta purché Napoli. E quindi i cantanti veri non ci stanno mai, solo perché c'è la rabbia, se uno non è nato artista è inutile che la metta sempre in mezzo, perché tanto rimane sempre nulla, è chiaro. E mentre artisti come lei, per esempio, e come qualche altro, niente, non viene preso in considerazione. Dobbiamo vedere che in casa nostra arrivano qua e gente che non sa nemmeno la musica, la canzone, cosa significa, manca la canzone napoletana, non sa la musica di nessuna maniera, e vengono ad interpretare, a rappresentare Napoli. Per rappresentare Napoli è quella gente, è questa gente che deve sparire perché sono dei vigliacchi, sono delle persone senza cuore, sono delle persone che fanno ricatti per poter arrivare a un posto e per poter fare del male ad altri artisti. Smorzo gli animi. Io ti canto una canzone. Bravo. Ti canto una canzone che è stata proprio popolarissima, è stata ascoltata da tutte le donne, anche perché lei non vuole essere una donna oggetto, per cui si racchiude in questo titolo, Non sono una bambola. Bellissima, e c'è praticamente, ma che mi pigliato per una bambola. Mo tu vieste una volta e mi lascia sola. Tieni sempre scusa buona, tu sei brava a far soffrire. Non sono una bambola che si può rimanere se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiamare. Tu sei egoista, pensa solo a te. Mezzanotte già passata, tu però non sei tornata. Oli l'orgia si è fermata, no pallore che là. Non sono una bambola che si può rimanere pane mobile, che se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiamare. Tu sei egoista, pensa solo a te.
guarda che saggio chiamare, tu sei egoista, pensa solo a te. Grazie. Io ho seguito, ti seguo moltissimo, ti seguo molto su tutto quello che dici, su tutto quello che scrivi, per cui su Facebook un po' di tempo fa ho seguito qualcosa che tu avevi scritto e vorrei saperne di più, anche perché io so che tu quando scrivi o quando parli o pensi qualcosa è sempre giusto quello che dici, ma no perché ti voglio bene, perché dici le verità e che altri magari non hanno il coraggio di fare. Ecco perché si dice che comunque ma io scrivo tanta cosa per Facebook. te lo ricordo, scrivo pensieri, scrivo no, delle cose perché... No, proprio una guerra aperta, ma te lo ricordo io. Cioè, Ma- poi innanzitutto ho un profilo libero, un Sì. profilo che non mi nascondo, non è che c'è scritto segui, Bravo. c'è scritto aperto, no? Certo, Quindi dove possono... chi mette segue vuol dire che non vuole essere pizzicato. Bene. E non vuole essere, mette un profilo privato Sì. e poi vabbè, non so a cosa No, intende. vabbè, loro possono anche replicare, invece il fatto dei detti napoletani, chi ci ha consentito, diceva abbonanimi mamma. Non so Là a non che ci ti sono state riferisci adesso, risposte. comunque. Vado al dunque. La canzone Tutti e Due, che ti dice? Oh, Madonna mia. Ma me la devi dare questa risposta, perché qualcuno può pensare che tu sei polemico, che spiega la cosa come sta, perché ci sono dei documenti dove dicono la verità dei fatti. Ma se la regia mi dà una luce fissa. Anche perché, scusami Perché- Pino, prima che tu parli, io posso dire che dall'altra parte hanno modo di poter replicare Maria. a quello che dici tu. Vabbè. Prego. Io questa è una storia molto seria e anzi e qui non c'è niente di preparato stasera. Sono contenta che mi abbia fatto questo perché io è una situazione in cui più cammina e più peggiora, perché non c'è modo, se io sono uno non sono accomodante, quando mi ingrippo non sono più accomodante. Nel 1982, perché questa canzone ho una storia, nell'82 io ero all'apice della mia carriera, nella mia villa a Pescopagano collaborava con me un maestro che si chiama Gennaro Bevilacqua e non conosco altri. Collaborava con me, veniva 2 o 3 volte a settimana. Mi auguro che ci stiano ad ascoltare anche a casa. Certo. E qualche qua che riesce a commentare cose che non sa, perché io ho fatto un video pubblico dopo che non ho ricevuto risposta. Ho detto vabbè, metto su YouTube questo documento. Dicevo nell'82 era il mese di luglio, mi viene in mente a me di scrivere una storia di una canzone dal titolo Tutte e Tue. E spiego a Gennaro Bevilacqua, che non vive più a Napoli, è al nord, e mettiamo insieme questa storia. Con la musica, lui veniva con la chitarra e c'era una piccola radietta con la cassettina dove registravamo tutto. Finito il mese di luglio,
io avevo le prove del mio spettacolo che portavo in giro in tutta Italia, non avevo più tempo, però mi ero conservato i bollettini SIAE e questo Bevilacqua mi porta il bollettino firmato con il minutaggio, cioè 3 minuti e rotte, con 3 nomi, tra cui c'era un certo Casaburi. Questo Casaburi che è un autore di canzoni, cose che io non ho mai conosciuto. Io l'ho visto qualche volta, raramente, in galleria, ma anni fa. Questo voleva fare il cantante una volta, adesso fa l'autore, cioè farà pure l'autore. Insomma, in questo bollettino c'era la firma di questo Casaburi. Bevilacqua e Mauriello Giuseppe, in arte Pino Mauro, perché alla SIAE, insomma. Mi prendo questo bollettino, debutta con la compagnia, con le vado e arriviamo al 22 dicembre, che non mi scordo mai questa data. Questo è tutto scritto nel libro. Il 22 dicembre, mentre finisco il Teatro Nuovo di Torino e lo Smeraldo di Milano, arriva a Napoli per passare i miei 3 giorni di Natale con la mia famiglia e per debuttare al Verdi di Salerno il 25 di Natale. Trovo l'aeroporto che mancava solo la forestale, 400-500 guardie non è che mi misero le manette, no, mi bloccarono dentro all'aeroporto, non fuori, nemmeno non mi fecero uscire fuori. Appena scesi dalle scale, insomma, tutti in borghese. Che è successo? Io, per aspettare cosa fosse che mi fermano, insomma, cercavo di dire cosa volete, insomma, nessuno sapeva niente, la caserma di Piazza Carità nessuno sapeva nulla. Mi portano in camera di sicurezza, il capitano non sapeva niente, il maresciallo non sapeva niente, quest'altro non sapeva nulla. Voi volete dire, sì vabbè, ma noi mi sentiamo a storia la canzone. Arriviamo qua. Poggio Reale, non faceva parte questo reato Vio, insomma, che dopo vengo a conoscenza, non era competenza Napoli, ma era Palermo. Mi portano a Poggio Reale, giorni a Poggio Reale in grande sorvegliato speciale. Allora c'era un po' di confusione, c'erano i caschi, insomma, un momento molto brutto. Trasferito Palermo, insomma. Dopo 4 mesi mi contestano un ordine di cattura, non l'avevo mai visto, non mi danno avvocato, non mi danno nulla. Passano aprile, avevamo nella stanza del 3° piano del Lucciardone, alla stanza numero 5, accendiamo la radietta e io sento la mia canzone, incisa da un mio collega, trasferita poi invece di tutte e due, non si chiamava tutte e due, ma si chiamava Fra 50 anni, insomma, che non ci azzecca niente nella canzone, non dico mai Fra 50 anni. Non mancava una parola di tutto ciò che avevo scritto. E questo, io ero vicino alle sbarre della porta, mi sono buttato con la testa dentro io ho dovuto dare anche spiegazione, perché dice Pinuccio con gli amici della sala, che cos'è, insomma, ti senti male? No, vabbè, poi mi è passato tutto. Ho atteso tutti 2 anni e mezzo che la magistratura mi ha detto scusate, abbiamo sbagliato persona, con atti giudiziari, con libri scritti. Passano, questo è successo l'85, l'87 monto compagnia e io cercavo questo mio collega da tutte le parti, insomma. A Milano me lo portano in albergo perché volevo un chiarimento su questa canzone. Questa canzone gli mostro il bollettino originale, il testo originale, e lui dice sì, ma io non perché te la sei firmata? Dice io non l'ho scritta, hai scritto tu con testimoni vicini. 2 sono morti, c'è il maestro Chiaravalle che ha firmato una canzone che non era sua e quindi è morto, c'è Franco De Paulis, il suo discografico, che è morto. Adesso ci sono 2 persone che lui non dà risposta, cioè io ho detto c'è una persona a me, io nel video lo chiamo imbecille,
dico non hai scritto mai delle canzoni, hai sempre rubato delle canzoni. Lui non replica, non viene, se io sento che uno mi chiama imbecille a Pino Mauro, io vado fino a casa e me lo vado a prendere. Questo signore non ha nemmeno il coraggio di dire tutto quello che mi ha promesso e non ha la forza. Io ho detto almeno dillo con un video, vai in video, non venire, manca in televisione. Niente, non ha la dignità per poter di fare una cosa del genere. E nonostante tutto devo combattere con i suoi club che lui fa fare, perché poi una persona può fare anche successo. Succede al mondo, succedono tante cose, cioè, avrà fatto pure successo questo signore, però ha fatto successo quando è venuto a piangere per essere cantato una canzone da me. Io questa storia voglio dirlo anche, gliel'ho fatto sapere ai figli, gliel'ho fatto sapere ai fratelli, nessuno di loro viene da me a chiarire questa posizione. Sarebbe ora che qualcuno venga, perché mi assumo tutte le responsabilità. Come hai sempre Perché fatto. Mi assumo e ancora tutte, stasera lo stai facendo. io mi assumo tutte le responsabilità. Io avevo promesso anche che sarei andato in teatro e mi sarei alzato dalla poltrona per dire mi devi cantare quella canzone, devi dire di chi è. Va bene, allora tutto questo un artista come me, dopo aver subito anche tutto quello che voi sapete, carcere eccetera eccetera, dovrei subire pure queste cose qui. Io questo non lo accetto e non do una mia proprietà in mano a una persona che è indegna e non merita di essere un napoletano. Capisco che ci possono essere ammiratori di uno, ammiratori di un altro. Io non devo fare successo con questa storia. Lui, se è uomo, deve dire, dov'è la telecamera? Deve dire tutta la verità. Mi deve dire quando mai ha scritto questa canzone e come sono diventate 5 persone firmata facendo un film senza dire vicino al sottoscritto scusatemi perché dice ma io la canzone non sapevo di chi fosse, l'ho cantata. No, il signore in questione gli hanno portato la mia cassetta con la mia voce registrata e quando lui ha portato al sottoscritto a piangere per dire mi cantate si felice, lo capiva molto bene Pino Mauro come cantavo, quindi quando ha sentito la canzone forse evidentemente aspettava che io prendevo 25 anni di carcere. Va bene? Io come ho detto ti sei sempre preso le tue responsabilità, ogni cosa che tu hai detto nel corso degli anni. Ma uno potrebbe anche denunciarmi per calunnia, no? No, potrebbe anche denunciarmi. Denunciatemi, io aspetto la denuncia. Non arriva nessuno, muti. Per cui io vorrei... Lui è qualche qua che mi è stato vicino, intorno, ho dato da vivere, l'ho fatto fare l'attore, l'ho fatto fare il cantante, e poi vanno a leccare, perché questi sono, lui con i suoi amici, nostri colleghi pure. Certo. Perché non ti ha mai risposto, secondo te? E il perché perché è una storia molto brutta, perché una persona che deve uscire a viso aperto, io è molto, scusatemi la mia, perché poi in questa storia io me la prendo molto, insomma, perché divento anche aggressivo. Perché? Perché lui dice che sta canzone non ne ami, quindi la gente dice e tu che fai? Ti firmi le canzoni che non sono tue, te li canti, fai successo pure con le canzoni e il vero, cioè praticamente è una figlia che viene rubata, cioè io tengo una figlia che non posso dire la mia, è tutto qua.
Ma tu hai tutta la documentazione. Tutta la Che dice documentazione. il vero. C'è solo che fa fede in questo mondo fradicio della nostra categoria, perché la SIAE hanno presentato, invece di presentare il mio bollettino originale, era stato a me, mentre loro hanno depositato, mentre io non c'ero, un altro bollettino, Ecco. sostituendo la mia firma e facendolo diventare, invece di 3 autori, Bevilacqua, Casaburi, Mauriello, va bene? L'hanno fatto diventare Gaetano, Chiaravalla, De Paulis, Casaburi, Bevilacqua. Per cui 5 questo di loro. personaggio si sente fortificato da questa situazione. Sì, altrimenti venga pure, che venga pure il fratello, che venga pure qualche amico, che venga a dire, ci sono 50.000 visualizzazioni del Certo, video, insomma. certo. Quindi Io l'ho visto. Io non Perciò ne ho vedo, voluto non vedo parlare il perché, stasera. c'è una. Io sarei pronto a dire scusate, io sì, me l'hanno portata, chiedo scusa, non avrei dovuto farla, mi hanno coinvolto. Invece questo signore fa credere che io sono il bugiardo. E questi non mi fino alla morte ci saranno anche i figli miei che porteranno avanti il discorso. E noi con i nostri applausi, io direi a questo punto, tu ami cantare, tu ami il teatro, canta una canzone, cantami una canzone, perché siamo quasi alla chiusura di questa trasmissione. Che mi canti? Ah, bella. Un titolo molto No, breve. stavamo nella discussione, siamo col filo conduttore. Io ero alla Fonotaia il Precord, vicino all'università, la mia casa discografica, venne questo signore. C'è Iglio, il maestro Iglio ancora vivo, per dire, ma Pino, ma si mette a cantare, mi dice, vabbè, aiutiamolo a questo, non lo vedi, insomma. E mi portò questa canzone accennata, poi l'abbiamo terminata. E io ve la canto adesso. Questo signore venne nel 1980, 2 anni prima che mi facesse questa scortesia. E io gli lanciai questa canzone, perché qualcuno dice, ma che sta canta purisse però. Sentitela. Prego. Tu non sai che sì. Quando mi passa, niente più mi fai capire. Trema come una foglia come piace a me. E manca tu capisci niente più. Ah, si perdesse a te, o sole, o cielo, o mondo, che c'è stesso a fare? Io dubbi e sti incertezza, ciò mi fa dannare. Strignimi forte a te, non mi fa capire. Per te io sfidassi tutto mondo, ma ci abbassa pure l'anima. Per mezz'ora che sti palpita. Con te ci ho conosciuto amore. Vita mia, tu non puoi credere. Cado sola, mi fai vivere. Quando strigli tu, si una tortura è bene che mi fa morire. Ma sento un bietto cuore che si può fermare. No, ma non si può morire felicità. Ma perché? Quando io sono sicuro che va bene a me. Tutte i male pensieri mi hanno attormentato.
sto cuore mio, che ne è felicità. Per te, io sfidassi tutto mondo, ma ci passa pure l'anima. Per mezz'ora e chi sti palpita. Da me tu non puoi credere che tu sola mi fai vivere. Grandiosa. E come tutte le cose belle finiscono presto. Io stasera ho trascorso una serata con te, non puoi credere alla felicità che mi hai data nel cuore, che è molto difficile provare questo grande sentimento di essere felici, felici. Che tu sai che la felicità è un attimo, ma stasera è stata una felicità che è durata un po' di più, 2 ore, avendoti al mio fianco. Abbiamo già... È già finita. Siamo arrivati al termine, Oh, però promettimi che ritornerai, perché ci stanno un sacco di cose da poter raccontare. Tu lo sai bene che quando mi chiami tu, io sono sempre disponibile. Difficile, tu lo sai bene, è difficile che io accetti ma senza, perché ecco, io voglio stare bene nelle trasmissioni e voglio poter dire quello artisticamente, tutto ciò che, perché quando parliamo con persone non culturalmente non preparate, tu sei una collega che possiamo parlare di tutto, per esempio possiamo parlare da Di Giacomo alla Saitella, insomma. Grazie. Sei stato bene stasera? Sono stato benissimo e quando mi vuoi sono a tua Sono con te, promesso. Alzatevi all'impiede perché questa è una promessa fatta in diretta. Io sono arrivata al momento della premiazione. La premiazione, e dovrei darti delle motivazioni, perché insomma a Los Angeles si dà l'Oscar al miglior interprete, alla regia. Io stasera dovrei dirti, perché sei un grande uomo, perché sei uno che ti assumi tutte le responsabilità, ogni qualvolta hai qualcosa da dire non lo mandi mai a dire, ma sei tu a dirlo personalmente. Sei un grande papà, sei stato un grande marito e lo sei ancora, un grande nonno, perché mi dite che tieni dei nipoti. C'è Sofia adesso, Sofia che mi ha rubato la vita adesso, 3 anni. Dire un grande artista sarebbe proprio sminuire questa grande parola, perché sanno tutto quanto che sei un grande artista. Io ti voglio premiare stasera per una ragione sola, tra tutte queste, perché sei l'Urdo Mare Grande. Grazie e mi auguro, vi chiedo scusa se mi sono lasciato un po' prendere la mano, ma io sono così, ripeto, la musica, le canzoni sono come i figli e i figli non si lasciano. Anche in film di morte i figli non si lasciano. Se uno mi ruba una figlia, io vado a casa e gli taglio la testa. Pino, grazie. Grazie a tutti voi a casa, vi voglio bene
Sono stato bene, ringrazio a tutti i cameraman, ringrazio a tutti voi qui presenti, ringrazio a Lian, ringrazio al papà Vittorio, ringrazio tutti, insomma. Alberto Costa. Vabbè, questo me lo Perché sono, è lui che prepara, me lo sono insomma. riservato per ultimo. Sì. E quando per gli impegni teatrali o musicali eccetera, rivolgetevi ad Alberto Costa, l'unico mio impresario. Grazie. Bello, io ti dico grazie. Ci rivediamo la prossima volta perché abbiamo tante cose ancora da Los dire. Angeles. Pino, chi sono un ora? È fatto con cuore però. Allora è di brillante. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti, grazie. Pino Mauro, prenditi la passerella tutto il tempo che vuoi. Tutto il tempo che vuoi, prego. Applausi, Pino Mauro. Al termine di questa grande puntata, un puntatone, lui ha promesso che ritornerà perché abbiamo tante altre cose da dire. Per cui io adesso vi lascio e vi do appuntamento a sabato prossimo e che va già a ricevere. Che stasera sono stata proprio felice assai.